Com'è cambiata la squadra rispetto all'anno scorso? Beh, è cambiata quasi per metà, abbiamo preso 4 stranieri nuovi e poi circa 11 italiani, quindi un bel cambiamento. Speriamo e visto anche insomma, i primi allenamenti di aver fatto delle scelte azzeccate, noi crediamo di sì, quindi questa è la cosa più importante. Sappiamo che abbiamo una stagione impegnativa, molto ambiziosa, con giustamente anche molta pressione, però questo è lo sport, è meglio così che altri obiettivi. Non solo campionato ma anche Emlyn, quindi stagione europea, il livello della squadra è cresciuto in maniera tale da poter pretendere qualcosa di più in campo internazionale o il gap è ancora troppo elevato? Ma guarda, il gap è sicuramente ancora troppo elevato. Quello che abbiamo detto è che con la squadra che abbiamo costruito probabilmente potremo lottare un po' di più anche nelle coppe europee, perché abbiamo cercato di rendere molto più equilibrata, oltre che 15 anche quelli che sono giocatori delle riserve. Quindi quest'anno secondo me, potendo fare dei cambi in più, avremo qualche possibilità in più di reggere un po' più il ritmo. Magari non lo reggiamo 80 minuti ma magari lo reggiamo 60, però insomma ora non ci spingiamo troppo oltre a paragonarci a squadre improponibili, però l'ambizione è quella di far bene, di poter competere, ecco. Se la parola competere può bastare, direi che va bene così. L'anno scorso a inizio anno, così un po' per scherzo, ti avevo chiesto a quanto avresti quotato una vittoria dei Cavalieri nello scudetto e quest'anno appunto ti ripropongo la stessa domanda. Ma quest'anno non mi ricordo la percentuale. L'anno scorso era 1 a 2,50. 2,50. Non lo so, no, quest'anno sinceramente guarda, mi quoto un po' di più perché abbiamo sicuramente un anno in più di esperienza e questo sia noi come allenatori che anche la società, che devo dire che è cresciuta molto e quest'anno veramente abbiamo fatto un salto di qualità incredibile, quindi questo è un qualcosa in più, un aspetto importante che serve anche per arrivare in fondo. E poi ti ripeto, abbiamo preso molti giocatori con tanta esperienza e abbiamo buone possibilità di andare in finale. Secondo me quest'anno l'obiettivo è arrivare in finale. Ora, a parte le battute, vincere, è chiaro, vogliamo vincere, però la finale è una partita secca, può succedere di tutto. Quest'anno hai visto, Rovigo era la super favorita, poi è arrivato in fondo e ha perso, quindi, però arrivare in finale per noi è un obiettivo importante, prioritario. Poi lo sport è sport e può succedere di tutto, però noi ci speriamo.